Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro TG, ma partiamo dai titoli. Per l'immigrazione sanitaria la Calabria ha pagato somme non dovute per 36 milioni di euro, esborsi pari a 5 milioni anche per prestazioni a pazienti non residenti nella nostra regione. Il consigliere della Lega vota l'anticipazione di cassa e salva il governo Manna entro il 31 marzo l'approvazione del bilancio. Il sindaco di Lamezia varca la soglia del municipio a distanza di 2 anni dall'atto dello scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. E ancora polemica sulle assunzioni UIL e CGIL, presentano un esposto alla Procura di Catanzaro e alla Corte dei Conti. Si faccia chiarezza. Proteste del movimento Prendo Casa a Cosenza questa mattina sono saliti sul tetto del municipio per rivendicare il diritto all'abitazione. Nel pomeriggio la smobilitazione, lunedì previsto un nuovo tavolo in prefettura. Cosenza giocherà domani a Foggia nell'anticipo di campionato. Oggi la società ha prolungato il contratto con il direttore sportivo Trinchera per altri 2 anni. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, partiamo con la sanità e con l'emigrazione sanitaria, perché la Calabria è stata beffata dalle regioni del nord. Per il solo 2017 sarebbero 36 milioni di euro pagati indebitamente dalla nostra regione. Il dossier sul tavolo della conferenza Stato-Regioni. Ci sarebbero errori nei conti. Il direttore dei dipartimenti tutela salute Antonio Belcastro denuncia i mancati controlli da parte dell'ente supremo calabrese. Interrogazione anche del consigliere regionale Carlo Guccioni. E così il ricco nord fa la cresta al povero sud. Alla Calabria ogni anno sarebbero stati sottratti, letteralmente rubati, milioni di euro. Le cifre contenute in un dossier giunto sul tavolo della conferenza Stato-Regioni. I numeri riguardano l'emigrazione sanitaria, quella che in gergo si chiama mobilità passiva e che in 5 anni ha avuto un costo per le casse calabresi di 320 milioni di euro l'anno. I ricoveri fuori regione sono stati 55.605, destinazione soprattutto Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia, dati che il Dipartimento Tutela la Salute ha deciso di verificare scoprendo vistosi errori. Ad esempio nel solo 2017 su 222 milioni ne sono stati contestati 36 per prestazioni considerate inappropriate e non è tutto. La Calabria ha rimborsato altri circa 5 milioni di euro per pazienti, pensate, non residenti in Calabria, paradosso riportato oggi in una interrogazione inoltrata al presidente Oliverio dal consigliere Carlo Guccione. A sollevare il problema è stato il direttore generale del Dipartimento Antonio Belcastro, che evidenzia l'assenza di controlli da parte della regione, che avrebbe partecipato ai tavoli nazionali senza contestare le inesattezze e dunque pagando ciò che non era dovuto. Una situazione grave, imbarazzante, in un territorio dove ogni giorno si lotta per garantire il diritto alla salute. Si pensi all'ospedale di Corigliano Rossano, dove non ci sono medici ed infermieri e il pronto soccorso rischia la chiusura. Ancora i disagi legati alle liste d'attesa, al budget ridotto che limita l'attività delle strutture private. A Polistena il sindaco alza la voce e chiede l'intervento del ministro. La sanità è malata, è infiltrata, è abbandonata. Queste cose è da anni che le andiamo dicendo, per cui non ci rimane che rivolgere questo appello al signor Ministro e al signor Commissario alla Sanità calabrese, che tra l'altro sono in carica da poco, affinché prendano in mano la situazione e soprattutto vengano a visitare le nostre strutture. Vogliamo chiudere però con una buona notizia. A Cetraro Paola, San Giovanni in Fiore, gli interventi chirurgici saranno effettuati regolarmente, revocata la mobilitazione degli anestesisti. Cambiamo argomento, parliamo del blocco temporaneo dei fondi europei per la Regione Calabria. Lo ha deciso la Commissione europea dopo un incontro con i rappresentanti della Regione, una misura cautelativa alla luce delle inchieste giudiziarie. Ammontano a circa 130 milioni di euro.
I pagamenti alla Regione Calabria relativi ai fondi POR interrotti temporaneamente dalla Commissione europea. La questione è stata esaminata nel corso di un incontro sullo stato di attuazione del POR fra i rappresentanti della Regione e quelli della Commissione europea, che ha ribadito nel corso dell'incontro che non dispone di prove di irregolarità nell'utilizzo dei fondi europei 2014-2020, ma che alla luce delle inchieste giudiziarie che interessano 3 progetti cofinanziati nell'ambito del POR 2007-2013, l'interruzione, come indicato dal regolamento, è una misura cautelativa dovuta per consentire alla Regione e alla Commissione di effettuare ulteriori verifiche sulla correttezza su una parte della spesa certificata finora sul POR 2014-2020 a garanzia della legittimità e regolarità delle spese per il programma in questione. La Regione fa sapere che a tal proposito è stato illustrato ai rappresentanti della Commissione un piano di verifiche straordinarie sulle operazioni e la spesa sinora rendicontati alla Commissione. La politica adesso con il consigliere della Lega che vota l'anticipazione di cassa e salva il governo Manna entro il 31 marzo l'approvazione del bilancio. Parliamo del comune di Rende. Eccolo Antonello Elia, consigliere comunale di Rende, appartenente al gruppo misto, ma di recente confluito nella Lega. È stato lui l'uomo più atteso, più cercato e osservato nello spazio temporale che ha preceduto il civico consesso nella sala consigliare di Piazza Matteotti. 40 minuti circa in cui ogni posto a sedere è stato occupato dai tanti interessati a conoscere l'esito di una seduta decisiva per l'amministrazione Manna. Un solo argomento all'ordine del giorno, dopo il rinvio della sessione di martedì per mancanza del numero legale e la convocazione d'urgenza per decidere sull'approvazione delle autorizzazioni delle anticipazioni di liquidità. La seduta è servita in fondo per cristallizzare quanto deciso nelle fasi precedenti, colloqui, bisbigli, riunioni, come quella tenuta dai consiglieri di minoranza in una stanza chiusa e preceduta dalla conferenza stampa che ha chiarito intenzioni e punto di vista dell'opposizione, che ha bollato la mossa di Marcello Manna come un ricatto psicologico, un espediente per evitare la discussione sul bilancio, non potendo contare più su una maggioranza pronta a votarlo dopo l'addio di Andrea Cuzzocrea. L'assessore al bilancio Ian Torno, nel suo intervento, ha invece posto l'attenzione sull'importanza dell'approvazione del punto all'ordine del giorno, per evitare il rischio di pesanti sanzioni. Se non avete argomenti, vi chiedo scusa, voi non avete argomenti. Voi non avete argomenti, e infatti non vedo un progetto, non vedo nulla per la città. Vedo soltanto andatevene, perché vi stiamo provando a cacciare anche la maggioranza, perché ve la dobbiamo togliere alla maggioranza. E oggi si è visto come in tutti i modi si prova a togliere una maggioranza, non a questa maggioranza, alla città. L'appello del sindaco Marcello Manna al senso di responsabilità dei consiglieri ha avuto l'esito sperato. Una sola risposta, ma decisiva, quella di Antonello Elia, appunto, l'ago della bilancia, che ha prolungato la vita dell'attuale amministrazione, chiamata ad approvare il bilancio di previsione entro il 31 marzo, un'altra data importante del rush finale del sindaco Manna. Adesso a Lamezia, dove il sindaco rivarca la soglia del municipio a distanza di 2 anni dall'atto dello scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Scatta l'applauso quando Mascaro entra in comune per la serie Caramba che sorpresa e dire che il palazzo l'aveva abbandonato nel 2017 quando sulla Lamezia si è abbattuta la scure dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, uno shock per la città che già in passato aveva dovuto fare i conti con lo stesso angosciante e pesante fardello assai poco edificante. Mascaro ritorna, sorride e spiega ai giornalisti che il primo obiettivo è quello di recuperare il tempo perso pur conscio delle difficoltà che l'attendono. L'aver Lamezia subito questo scioglimento, quindi un fatto assolutamente eccezionale, comporta che vi debbano essere, a mio parere, delle conseguenze eccezionali, cioè che bisogna avere un patto proprio tra tutti i consiglieri, mettere al primo posto la città di Lamezia Terme e relegare a un angolo, meglio ancora annullare velleità personale di possibili prossime elezioni, che siano esse regionali o comunali, e lavorare solo con un faro. Ho mandato anche ieri un messaggio a tutti i consiglieri comunali, ho detto: ricordiamoci tutti che ciascuno di noi ha ricevuto il mandato unicamente per servire questa città. Subito operativo, diversi gli incontri, i maggiori
agenda oggi, ma non mancano i problemi. Pensare che la Mezia possa andare avanti con il numero di dirigenti e dipendenti che sono attualmente, senza possibilità di fare assunzioni, di scorrere graduatorie, di fare procedure di mobilità e con la mannaia di quota 100 che il giorno 1 agosto cadrà su questo comune, sarebbe una follia. Quindi è chiaro che le difficoltà dei dipendenti partono anche dalle insufficienze del personale a garantire l'ordinario in un comune quale quello di Lamezia Terme. Lavoreremo da subito su questo, ho già lanciato l'appello al Ministero. Si apre quindi un altro capitolo della complicata storia politico-amministrativa della città della Piana. Adesso la nostra pagina politica. Zingaretti va come il pane nel PD calabrese, anche se Martina qualcosa la metterà insieme, ma è poca cosa, a meno di improbabili colpi di scena. Stessa cosa per Giachetti, la macchina del partito si muove in un'unica direzione che non è quella renziana. In campo, tra i 100 candidati che si contendono 25 posti nell'Assemblea nazionale in rappresentanza dei 4 collegi, molte facce conosciute, anche se non mancano le new entry. Il risultato sembra scontato, tuttavia però occorrerà attendere domenica. È indubbio che il dato che emergerà è destinato a ridisegnare lo scenario interno del partito in Calabria. La vecchia guardia spinge per riprendere il comando delle operazioni in vista delle regionali, ma c'è chi è pronto a dare battaglia per un rinnovamento reale e non fittizio. Intanto però c'è da governare la regione e il PD ha la responsabilità di dover fare cose che in quest'ultima fase non gli riescono molto bene. I fondi comunitari non spesi o impegnati solo sulla carta, senza uno straccio di progetto, rischiano di pesare come un macigno sullo sviluppo della Calabria. Tutto tace, o meglio, tutto come prima. Stessa solfa e stesse liturgie già ascoltate abbondantemente in passato. A questo vi è da aggiungere l'attenzione a intermittenza verso la regione del governo nazionale, che sia sul porto di Gioia Tauro che sulla ZES prende tempo, non decide e illude. In tutto questo, in provincia di Cosenza, molte amministrazioni comunali stanno subendo i contraccolpi dovuti alle recenti elezioni per il Consiglio provinciale. I casi più eclatanti si registrano a Rende e Diamante, ma questa è un'altra storia. Cambiamo argomento, no agli sgomberi, sia soluzioni abitative dignitose per tutti. La richiesta è degli attivisti Prendo Casa che oggi hanno occupato l'androne del comune di Cosenza. Alcuni sono riusciti anche a salire sul tetto del municipio. Nel pomeriggio poi la smobilitazione e lunedì ci sarà un nuovo tavolo in prefettura. Usano l'impalcatura per arrivare fin sul tetto del municipio di Cosenza, dove campeggia uno striscione con le rivendicazioni dei Prendo Casa. Stamattina un gruppo di attivisti ha occupato l'androne del comune. Ci sono donne con i passeggini, i bimbi giocano, gli adulti sostano alla meno peggio sui gradini. La protesta è pacifica. Si è determinati a dire no agli sgomberi previsti per l'hotel centrale e lo stabile di Via Savoia. Nei giorni scorsi gli incontri in prefettura conclusi con un nulla di fatto. Oggi si torna a chiedere soluzioni dignitose per tutti. In questa città ci sono un sacco di case vuote, un sacco di soldi vengono spesi sull'emergenza abitativa e potrebbero essere spesi in maniera strutturale per risolvere un problema così importante come quello del diritto all'abitare. Noi da qui non ci muoveremo fino a quando non escono delle soluzioni concrete per le 100 persone che vivono negli stabili di Via Savoia e dell'hotel centrale. Dal comune ribadiscono l'impegno per chi è in difficoltà attraverso l'erogazione del sussidio con fondi regionali per sostenere le spese di locazione ai residenti. Per gli sgomberi, fanno sapere, vengono rispettate le normative. C'è inoltre un bando del municipio rivolto a privati al fine di destinare edifici a chi vive nell'emergenza, emergenza di fatto non superata. Nel primo pomeriggio arriva però la notizia di un nuovo tavolo convocato in prefettura alla presenza di comune e regione per lunedì prossimo 4 marzo alle 11. Dopo 7 ore di sit-in si smobilita. Ed è ancora polemica sulle assunzioni e la UIL e la CGIL presentano un esposto alla Procura di Catanzaro e alla Corte dei Conti. Si faccia chiarezza, parliamo della Sorical.
Nuovo capitolo nella vicenda delle assunzioni annunciate dalla Sorical. Adesso UIL e CGIL presentano un esposto alla Procura della Repubblica di Catanzaro e alla Corte dei Conti, interrompono le relazioni industriali e chiedono l'intervento del governatore Oliverio. Per i sindacati le assunzioni sarebbero sospette. I segretari regionali Santo Biondo della UIL e Angelo Sposato della CGIL ricordano che la società dall'estate del 2012 è sotto procedura di commissariamento per insolvibilità. A breve dovrà essere deciso il destino della Sorical, perché la nuova autorità idrica calabrese dovrà scegliere il soggetto gestore del servizio idrico. Le organizzazioni sindacali evidenziano che nel marzo del 2005, con verbale d'intesa tra Regione, Sorical e sindacati, venne redatto l'elenco del personale da internalizzare che a vario titolo lavorava sugli schemi idrici dei vari impianti calabresi, ma tra le assunzioni in Sorical ci sarebbero, secondo i sindacati, nominativi che nulla hanno a che fare con gli accordi sottoscritti. CGIL e UIL chiedono dunque il rispetto di accordi e di norme e così i sindacati si sono rivolti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti perché, sottolineano, una società in liquidazione deve offrire garanzie sugli atti che compie. Cambio al vertice della squadra mobile di Vibo Valentia. Davide Lamanuzzi, 32 anni, di Bisceglie in provincia di Bari, è il nuovo vice capo. Subentra a Cristian Maffongelli, trasferito allo SCOL, servizio centrale operativo della polizia. Si è insediato il nuovo vice capo della squadra mobile di Vibo Valentia e Davide Lamanuzzi, 32 anni, pugliese di Bisceglie, proviene dalla questura di Bolzano. A presentarlo alla stampa il capo della squadra mobile vibonese Giorgio Garasso. Il nuovo vice della squadra mobile subentra Cristian Maffongelli, trasferito allo SCO. Una realtà territoriale e sociale certamente differente, ma allo stesso tempo molto stimolante. Sono stato determinato da una forte passione, da una forte motivazione, perché credo molto nelle potenzialità e negli stimoli che questa terra, sia come provincia sia come regione, possa offrire, e quindi mi affaccio a questo nuovo incarico con grande umiltà, ma allo stesso tempo con grande passione, come ho già detto, e sicuro che possa costituire per me un'occasione fondamentale per una crescita umana e professionale. Sono qui da pochi giorni, quindi la prima cosa che ho iniziato a fare è quella di studiare e leggere le carte. Dovrò continuare a farlo per conoscere a fondo le dinamiche e il territorio, condizione appunto indispensabile per poter cercare di operare al meglio. Quindi sono ancora in una fase di studio e di lettura delle carte. Adesso la cronaca con l'arresto da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Reggio all'aeroporto di Milano Malpensa di Giuseppe Iaria, di 38 anni, latitante dal marzo del 2016, condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per aver favorito la latitanza dei fratelli Giuseppe e Vincenzo Iamonte, ai vertici dell'omonima cosca di 'Ndrangheta. L'arresto è stato fatto in stretta collaborazione con i carabinieri della compagnia di Gallarate e con gli agenti della polizia di frontiera aerea. Iaria è stato bloccato subito dopo il suo arrivo nello scalo milanese con un volo proveniente da Zanzibar via Dubai, località dove ha trascorso l'ultimo periodo della sua latitanza. Sul conto di Iaria pendeva un ordine di carcerazione emesso dal procuratore generale di Reggio Calabria Bernardo Petralia. Le ricerche di Iaria sono state coordinate anche dalla DDA di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri. Adesso parliamo dell'inchiesta denominata È dovere, perché è stato interdetto un consulente della Regione Calabria e una società. Si arricchisce di nuovi e ulteriori sviluppi l'operazione denominata È dovere, che nell'ottobre del 2018 aveva portato all'adozione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti dell'ex dirigente regionale Maria Gabriella Rizzo e di Laura Miceli, legale rappresentante della Baia d'Ercole, entrambe indagate per corruzione. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro hanno eseguito, su delega della Procura, altre misure cautelari interdittive nei confronti di un ingegnere consulente esterno della Regione Calabria,
deputato al controllo dei finanziamenti per il settore turistico, e di una società in nome collettivo, proprietaria di un villaggio turistico di Ricadi. Il provvedimento interdittivo eseguito oggi giunge a ridosso della notifica del provvedimento di conclusione delle indagini preliminari, notificato nelle scorse settimane a tutti gli indagati. Secondo il GIP, in sintesi, ci sarebbe un'altra persona coinvolta, un professionista quarantenne di Catanzaro, sospeso dagli uffici o servizi pubblici per la durata di 6 mesi, perché avrebbe concorso con la dirigente regionale a fornire informazioni su bandi non ancora pubblicati, mentre la società è stata sottoposta al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per almeno 10 mesi. Dunque, in cambio di servigi, l'ex responsabile regionale sarebbe stata ospite delle strutture ricettive facenti capo alla famiglia Miceli, ricevendo inoltre indebite donazioni di vino e offerte di pranzi a spese dell'imprenditrice ricadese, tutto in cambio di informazioni su bandi non ancora pubblicati per il finanziamento del settore turistico calabrese, prestandosi inoltre a fornire indebite attività di consulenza ai fini della presentazione delle domande di finanziamento, eludendo in alcuni casi il divieto di partecipazione ai finanziamenti pubblici, in quanto la struttura ricettiva aveva già usufruito di un contributo da 200.000 euro. Una donna di 42 anni è stata denunciata in stato di libertà dal commissariato di Lamezia Terme e dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver messo in atto comportamenti persecutori nei confronti dell'ex marito. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Disposto l'immediato sgombero della tendopoli di San Ferdinando che ospita i migranti impegnati nell'attività agricola nella piana di Gioia Tauro. L'ordinanza firmata dal sindaco, tradotta in francese, inglese e arabo. Nella tendopoli nell'ultimo anno si sono verificati incendi che hanno provocato la morte di 3 persone. Oltre 3 quintali di novellame di sarda sequestrata dalla Guardia Costiera di Corigliano Rossano, i militari hanno intercettato sulla statale 106 nei pressi della zona industriale di Corigliano un furgone con all'interno 51 cassette di bianchetto pronto ad essere immesso illegalmente sul mercato e venduto al dettaglio. Sgominato dai carabinieri a Cortale nel Catanzarese una banda dedita allo spaccio di droga, arrestati 5 pusher, l'attività illecita anche nei comuni vicini. Panico ma nessun perito a Catanzaro per un incendio scoppiato nella notte in un'abitazione nella zona nord della città. A prendere fuoco, pare per cause accidentali, una stufa alogena posta vicino a un divano nel soggiorno dell'appartamento. Il fumo originato dal rogo ha invaso il vano scale e gli appartamenti al piano superiore, rendendo necessaria l'evacuazione dell'intero stabile. Quando si è verificato l'incendio all'interno dell'abitazione c'erano il proprietario e la nipote che sono riuscite ad allontanarsi. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. E si chiama Spiagge Sicure ed è un dispositivo che interesserà 10 comuni calabresi. Vediamo di cosa si tratta. Comuni di Corigliano Rossano, Praia Mare, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Parghelia, Pizzo, Ricadi, Tropea e Zambrone beneficeranno dei fondi Spiagge Sicure 2019, 10 in tutto in Calabria, gli enti che riceveranno 42.000 euro da investire per l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale, per il pagamento degli straordinari, per l'acquisto di nuove attrezzature o per la promozione di campagne di sensibilizzazione. L'obiettivo, fa sapere il Ministero dell'Interno, è contrastare l'abusivismo commerciale e la contraffazione durante il periodo di massima affluenza turistica. L'iniziativa Spiagge Sicure rappresenta dunque un salto di qualità necessaria per tutelare le imprese oneste da questa enorme concorrenza sleale e per favorire gli operatori che in maniera lecita cercano di portare avanti le loro attività. L'operazione del Viminale è stata finanziata con 4,2 milioni di euro. Adesso parliamo di calcio di Serie B, perché il Cosenza giocherà domani a Foggia nell'anticipo di campionato. Oggi invece la società ha prolungato il contratto con il direttore sportivo Trinchera per altri 2 anni.
Oggi la copertina spetta a lui, il direttore Stefano Trinchera, che sarà in rossoblù almeno fino al 2021. Prolungamento del contratto per il dirigente, che è riuscito a portare a Cosenza i calciatori artefici del ritorno in Serie B e quelli che stanno lottando per difenderla. L'inizio difficile sotto la gestione Fontana, poi l'inversione di tendenza con il tecnico Braglia, una simbiosi che ha reso il Cosenza un giocattolo quasi perfetto. Presidente Guarascio non ha perso tempo. Le qualità di Stefano Trinchera, professionista concentrato sul lavoro e poco incline ad apparire, lo hanno convinto ad accelerare i tempi e blindare il direttore per altre 2 stagioni. La notizia, nell'aria già da tempo, è arrivata a poche ore dalla partenza per Foggia, altra tappa del cammino dei rossoblù, terzo step in 7 giorni, un tour de force che finora il Cosenza ha superato brillantemente. Rientrano Dermacu e Mungo dalla squalifica, mentre Bittante non sarà al meglio. Il tecnico Braglia, in conferenza stampa martedì, aveva annunciato l'intenzione di effettuare qualche variazione sul tema. Più che spareggia è una partita importante, perché noi in questo momento dobbiamo cercare di recuperare più persone, più energie e poi sicuramente andremo a fare la nostra partita, ci saranno 3 o 4 cambi come è giusto che sia, rientrano gente dalle squalifiche, qualcosa ci inventeremo e speriamo che vada bene, tutto qui. Sabato toccherà a Crotone, che farà visita al Padova, sfida a salvezza in tutto e per tutto con i rossoblù di Stroppa, intenzionati a dare un seguito al successo con il Palermo. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Persistono condizioni di tempo stabile sulla nostra regione, che si estenderanno anche al Vibonese e Reggino, dove non sono mancati manifestazioni stabili nella giornata di ieri. Da venerdì sera è atteso un moderato peggioramento sui settori tirrenici, a causa del passaggio di una debole saccatura in transito da nord. Domani condizioni cielo poco nuvoloso, con temporanei parziali annuvolamenti di tipo medio-alto. Per la serata aumento della nuvolosità a partire dai settori tirrenici del Cosentino. Temperatura in lieve aumento nei valori massimi. Passiamo ai mari e ai venti. Domani venti deboli da ribeccio ovunque, tranne sul settore ionico crotonese, dove spireranno da sud. Mari ovunque generalmente poco mossi. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.